Le 18. Rieccoci in studio. C'è da dire che le piogge di novembre, le piogge abbondanti del mese di novembre, di certo hanno fatto diminuire la concentrazione delle polveri sottili e a Padova però la situazione di questo 2019 resta allarmante, quanto ha dichiarato Lega Ambiente. Le piogge di novembre hanno ridotto la presenza di polveri sottili in città, ma non c'è niente da stare allegri perché il 2019 è stato un anno molto più inquinato dei precedenti. Il limite degli sforamenti annuali è fissato a 35 giorni dalla normativa, ma alla Mandria sono già stati registrati 50 superamenti del limite di 50 microgrammi di PM10 per metro cubo d'aria. Padova Est, fanno sapere da Lega Ambiente, risulta vistosamente più inquinata del resto della città. Dall'inizio dell'anno i superamenti rilevati dalla centralina di Granze sono 59 contro i 45 dello scorso anno. L'associazione sottolinea come, per battere lo smog, siano indispensabili misure strutturali per diminuire il traffico. Nella lista della spesa suggerita dagli ambientalisti finiscono quindi la bicipolitana da attivare quanto prima, la limitazione delle soste in centro e l'istituzione di nuovi parcheggi scambiatori. E in questa ultima giornata di novembre a Belluno si è acceso il Natale delle Dolomiti. Le prove generali ieri sera, quando sul palazzo dell'ex tribunale sono spuntate le immagini delle Dolomiti. Questa è solo una delle iniziative inserite nel ricchissimo calendario del Natale delle Dolomiti che da oggi fino a fine anno riscalderanno l'atmosfera di Belluno. È stato frutto di una importante collaborazione con il Consorzio Belluno Centro Storico, con il quale abbiamo lavorato ormai da quest'estate. Il Consorzio ci ha fatto una proposta molto articolata e innovativa, con un calendario molto ricco di eventi. In Piazza dei Martiri è aperto il mercatino di Natale che da quest'anno abbandona le chincaglierie e torna ad essere dedicato esclusivamente ai prodotti locali. Nel cuore della città è pronta la pista di pattinaggio su ghiaccio e le botteghe del centro accolgono i visitatori con i ceppi di vaia, divenuti installazioni come nella migliore tradizione nordica. Gli eventi sono innumerevoli e tra tutti spicca forse quello più atteso, l'arrivo della luna dell'artista inglese Luke Jerram, che ha già fatto il giro del mondo. Speriamo che ci siano un sacco di turisti anche che vengono a visitarci, visitare la nostra capitale delle Dolomiti, e stiamo lavorando anche molto dal punto di vista della comunicazione, soprattutto sui social, quindi comunicazione digitale, per attirare numerosi visitatori. Il flusso dei turisti è costante, anche perché la città non è più solo un luogo di passaggio. Quest'estate abbiamo registrato dei dati veramente positivi, con oltre 60.000 arrivi e 160.000 presenze, quindi molto bene. Adesso attendiamo i dati dei prossimi mesi per fare il bilancio anche sull'inverno. E questo è tutto, grazie per averci seguito, una buona serata e un buon fine settimana, arrivederci.